dico che è scandaloso quello che sta accadendo. Arrabbiato è arrabbiato, ma mantiene l'aplomb sorridente. Un certo accerchiamento lo sente addosso Luca Zaia a 3 giorni da quelle urne così attese. E il nome della falange armata nemica ha un solo nome: governo. Quello che ad esempio chiede formalmente alla regione 2 milioni di euro in più rispetto alle spese previste per l'utilizzo di forze dell'ordine ai seggi. Dovevano essere messi in conto, attaccano i critici, ma il governatore spiega. È vero che noi diciamo nel nostro accordo diamo rimborso spese nell'accordo con il governo, ma poi penso che nel 2015 il famoso rimborso spese durante le nostre elezioni, solo 2 anni fa, con molti più servizi, oltre all'ordine pubblico c'erano un sacco di servizi per le elezioni, ci è costato 151.000 euro. Adesso 2 milioni, paghiamo a piedi lista. Guardi, se lo sapevamo prima magari facevamo una gara e spendavamo anche di meno. E allora quei 2 milioni gridano vendetta al cielo, dice Zaia. Più o meno come quel documento firmato ieri dall'Emilia Romagna a Roma. Lo sgambetto già previsto a pochi giorni dal voto. Autonomia senza referendum? Non è proprio così, avverte il governatore. Hanno firmato un documento di intenti e poi lo vai a leggere, c'è scritto: in base alle 5 materie che mi chiede l'Emilia, notare 5 materie su 23, faremo le verifiche se sono sostenibili queste richieste rispetto agli interessi del Paese. Cioè vuol dire zero. La procedura esiste da 16 anni e riguarda 23 materie. Perché l'Emilia si è svegliata soltanto ora, si chiede. Chi ha fatto queste richieste in questi 16 anni, guarda caso, è il Veneto e la Lombardia. Emilia non pervenuta, non ha mai fatto questa domanda. Adesso si vuole dimostrare che in 4 settimane si fa la trattativa con l'Emilia per dire che il referendum in Veneto non serve. La domanda è: questo potrà comunque influenzare il quorum? Zaia si dice tranquillo. Tutti i partiti e le categorie economiche sono con noi, dice, non è politica. E allora, di fronte al nemico, sfodera la citazione di Gandhi. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi vinci.